Una bomba con 120 kg di tritolo è stata trovata stamane sotto i binari della stazione ferroviaria di Mestre, bloccati i lavori del sottopasso. È un leghista alla gola profonda che ha provocato il sequestro degli atti con i rimborsi spese dei consiglieri regionali. I bossiani attaccano Tosi. Cambia il teatro amatoriale nel Veneto, mette da parte il dialetto e punta sulla ricerca, spettatori in crescita. Benvenuti a questa edizione della TG di Televenezia. Lo avete sentito dai titoli: bomba da 120 kg di tritolo giace da 70 anni sotto i binari 6 e 7 della stazione di Mestre. Paura stamane quando gli operai impegnati nella costruzione del sottopasso del tram hanno rilevato con i sensori la presenza di materiale esplosivo ad 1 metro dall'escavatore. I dettagli. Paura oggi a Mestre, sotto i binari 6 e 7 della stazione ferroviaria è stata trovata stamane alle 10 una bomba aerea della Seconda Guerra Mondiale. Il ritrovamento è avvenuto durante gli ultimi scavi per il sottopasso del tram. Sul posto sono accorsi gli artificieri della questura di Venezia e gli specialisti del nucleo dell'esercito di Udine. I treni non sono stati sospesi, anche se Trenitalia è pronta a predisporre corse sostitutive con partenze da stazioni vicine. L'ordigno, che contiene 120 kg di tritolo ed è grande circa 1,20 m, è stato trovato da un'escavatrice dotata di un dispositivo che segnala la presenza di materiale esplosivo nel raggio di 1 metro di distanza. Ora i lavori per la costruzione del sottopasso, che stavano proseguendo a ritmo sostenuto, rimarranno fermi in attesa della rimozione della bomba e presumibilmente lo spostamento non avverrà prima delle prossime 2 settimane. Per il cantiere si tratta del secondo stop da quando è stato aperto. Il primo è avvenuto in seguito al crollo del pavimento della stazione. La formazione del cratere sotto il passaggio dei treni poteva causare una strage. Ora il sottopassaggio è stato controsoffittato e i lavori stanno procedendo spediti. Intanto ci sono notizie riguardo il tram, che dovrebbe riprendere il servizio entro 15 giorni. E le altre 2 notizie piuttosto gravi di oggi riguardano la montagna. Travolti e uccisi 2 sci alpinisti altoaltesini stamane da una valanga sul Cristallo a Cortina d'Ampezzo. La tragedia è avvenuta poco sotto quota 3000 metri. La slavina con ampio fronte è venuta giù dalle creste bianche sotto la forcella Staunies, un'area dove non vi sono fortunatamente piste da discesa, ma che è frequentata da sci alpinisti e freeriders. E l'altra notizia, sempre piuttosto grave di oggi, è una scossa di terremoto che ha interessato la Garfagnana in Toscana e che è stata avvertita anche in 200 comuni del Veneto. La Protezione Civile regionale ha sottolineato che il sisma è stato avvertito in particolare in provincia di Rovigo. Non sono però stati fortunatamente segnalati danni. E ora le indagini disposte dalla Procura di Venezia sui rimborsi spese dei consiglieri regionali. L'inchiesta è stata disposta su denuncia di un consigliere leghista e Luca Zaia oggi ha ammesso le lotte intestine all'interno del partito che sono nate dopo la presentazione delle liste da cui sono scomparsi i bossiani. Santino Bozza, consigliere dal 2010, bossiano di ferro, è la gola profonda che ha denunciato con un esposto il Consiglio regionale Veneto. Non è chiaro cosa è contenuto nel documento, ma deve essere ben dettagliato se i finanzieri sono rimasti ieri 5 ore negli uffici assegnati al partito del Carroccio, portandosi via 3 faldoni di carte. Luca Zaia stamane, sollecitato dai giornalisti, ha ammesso che le lotte intestine all'interno della Lega sono sotto gli occhi di tutti e si è dichiarato comunque favorevole a fare chiarezza sui conti delle spese del Consiglio. Il governatore del Veneto si è però augurato che l'inchiesta si concluda velocemente. C'è infatti il rischio che l'immagine del partito possa incrinarsi ulteriormente se non sarà dimostrata la correttezza del lavoro dei consiglieri veneti. Per la Lega Nord, dopo lo scandalo in cui è rimasto coinvolto Bossi e l'inchiesta sugli sperperi dei leghisti nella regione Lombardia, questa terza indagine potrebbe rivelarsi il colpo di grazia e distruggere ancora di più la fiducia degli elettori nel partito. Del resto i finanzieri hanno sequestrato al PD e al PDL soltanto le carte inerenti ai contratti del personale assunto fuori dall'ente regione, co-co-co e consulenze. Alla Lega invece sono stati sequestrati conti, spese, rimborsi,
Tutto è stato messo a disposizione del procuratore capo di Venezia, Luigi Del Pino, che coordina l'inchiesta condotta dal PM Carlo Mastelloni. L'obiettivo di Bozza sembra sia Flavio Tosi. Voglio che controllino gli ultimi 7 anni che ha fatto in regione, avrebbe affermato, quando qui prendeva 13-15 mila euro al mese. E alla Corte d'Appello di Venezia servirebbe uno stop di 3 anni per smaltire gli arretrati. È quanto dirà domani, ed è quanto di più grave dirà domani, il presidente reggente della Corte d'Appello di Venezia, Vittorio Rossi, durante l'apertura dell'anno giudiziario a Venezia. Insomma, proprio l'organo che emana il secondo grado di giudizio è un imbuto, un vero buco nero che impiega 10 anni per concludere un processo in sede civile, mentre in sede penale spesso scatta la prescrizione, che rende anche vano un buon lavoro svolto nel primo grado di giudizio della Corte d'Assise. Riguardo invece la mappa dei reati, secondo quanto dirà il PM generale Pietro Calogero, la corruzione è in crescita, mentre per altri reati è stato registrato un calo. E ora un'altra notizia che riguarda la cronaca nera: sgominata una banda di predoni dell'est europeo che avrebbe imperversato nel 2012 nella riviera del Brenta e poi anche a Padova, Brescia e Pavia, mettendo a segno almeno una ventina di furti in abitazioni. I carabinieri della tenenza di Dolo hanno portato in carcere un serbo di 38 anni e 3 albanesi di 22, 26 e 29 anni senza fissa dimora, ma di fatto risiedevano ad Oriago. A bordo di un Audi 4 Station Wagon che avevano rubato in Friuli si avvicinavano agli obiettivi lasciando un complice alla guida dell'auto con il motore acceso, entravano nelle case sfruttando l'assenza dei proprietari e mettevano a soqquadro le stanze e poi fuggivano con il bottino a tutta velocità, riuscendo a far perdere le loro tracce fino ad oggi. E si attendono gli esiti degli esami dell'ARPAV sui 50 litri di sostanza tossica che sta immettendosi da Noale nella rete fluviale veneziana e sta raggiungendo la gronda lagunare. L'Agenzia regionale per l'ambiente ha intanto avvisato che si tratta di sostanze pericolose, irritanti per gli occhi e nocive per gli organismi acquatici. È arrivato fino in Riviera del Brenta lo sversamento nel canale Muson di detersivi e cosmetici causato da un guasto nello stabilimento Co-Ind di via Noalese Sud. Si tratta di 50 litri di acqua di sostanze tossiche fuoriusciti nella notte tra mercoledì e giovedì e che hanno causato la moria di un centinaio di pesci. Ora l'ARPAV sta analizzando i campioni che ha prelevato nell'area circostante, ma i tensioattivi sono stati trasportati dalla corrente prima nel fiume Muson, dove erano ben visibili verso mezzogiorno di giovedì attraverso chiazze di schiuma bianca, e poi più a valle verso la gronda lagunare. Nelle immagini si nota la schiuma nei pressi dei molini di sotto e poi si è vista nella Refosso Vallone e ai molini di sopra. Nel tardo pomeriggio il liquido è arrivato fino al canale Taglio e poi oltre in Riviera. Nell'azienda subito dopo l'incidente è scattato il sistema di sicurezza automatico e la falla è stata tappata, ma nulla si è potuto fare per fermare ciò che è stato scaricato nei 3 minuti in cui l'impianto è andato in tilt. Rimane da capire quali conseguenze ci saranno sulla rete fluviale fino a Mestre. Ha deciso di chiedere 2.500 euro all'albergatore che ha impedito al suo cane, un bellissimo Labrador, un cane per ciechi, di non entrare negli spazi pubblici. La non vedente impiegata di Mirano intende devolvere il denaro a favore della scuola per cani guida. Hotel del Bellunese chiede un sovrapprezzo ad una non vedente per dare vitto e alloggio al suo cane guida e la isola in una stanzetta nel momento della prima colazione. Ora la non vedente chiede un risarcimento a favore di una scuola per cani guida. Lo spiacevole incidente è accaduto a Nicoletta Di Tadi, un'impiegata di Mirano che ha denunciato il caso ai carabinieri e poi si è rivolta all'Adico. La signora ha scelto l'albergo per un fine settimana con il marito pensando di andare sul sicuro quando ha letto nella scheda dell'albergo che gli animali domestici erano accettati. Invece si è trovata di fronte la brutta sorpresa di vedere escluso dai luoghi pubblici la sua splendida Labrador di nome Lara. Un'esclusione che da almeno 20 anni è vietata per i cani che accompagnano i non vedenti. La struttura alberghiera, scoperta l'esistenza della norma, ha proposto un soggiorno gratuito a titolo di risarcimento che l'impiegata di Mirano ha rifiutato.
La legge prevede in caso di violazione della norma una penale da 500 a 2.500 euro. E ora altre notizie dall'area metropolitana e dalla provincia di Venezia. Gli abitanti di Scorzè per la prima volta in calo. Dai 19.067 del 2011 si è scesi ai 19.027 del 2012, con 35 residenti in meno. Aumentano gli stranieri, oggi sono 1.546, soprattutto romeni, kosovari, marocchini e cinesi. Tra le frazioni la più popolosa è Peseggia. Al Carnevale di Venezia ci saranno anche le hostess di Jesolo, vestiranno di giallo e scatteranno foto ai turisti. Un modo originale per promuovere le notti gialle e l'estate gialla di Jesolo, 15 giorni di eventi, feste, spettacoli e gran mangiate nel mese di giugno. Intanto si comincia dal Carnevale giallo. La CTT, l'azienda di trasporto trevigiana, dichiara guerra ai furbetti che falsificano l'abbonamento del bus con scanner e stampante. Ormai è diventato un fenomeno sempre più diffuso, decine e decine di ragazzini lo fanno, per questo la CTT comunica che d'ora in poi denuncerà i trasgressori anche se minorenni. Valdobbiadene e Alverde restano al buio un lampione su 3, un brutto scherzo per i cittadini che avevano addirittura chiesto di potenziare l'illuminazione, ma bisogna fare i conti con la realtà, spiega il sindaco Bernardino Zambon. Non abbiamo i soldi per spalare la neve e spargere il sale, figuriamoci per i lampioni. Più agenti, più controlli, più multe. Passando da 8 a 12 unità, lo scorso anno la Polizia Locale di Abano ha elevato 500 multe in più. Le infrazioni ricorrenti sono il mancato uso della cintura di sicurezza e il cellulare alla guida, trasgressione questa quasi raddoppiata rispetto al 2011. Operazione trasparenza a Padova. Dal 28 gennaio al 2 febbraio i vigili piazzeranno il telelaser in via Isonzo, via Bembo, via San Marco, Corso Australia, Kennedy e Spagna, in via Vigonovese e Due Palazzi. Il controllo della velocità avverrà in giorni e orari diversificati. E ora parliamo di un teatro più vivo e amato che mai, il teatro amatoriale, che piano piano si sta rinnovando e che riserva sempre belle sorprese. Vediamo. Il mondo del teatro amatoriale di tutta Italia si dà appuntamento anche quest'anno a Vicenza per la Maschera d'Oro. Il festival promosso dalla FITA regionale è giunto alla 25esima edizione. Sabato 2 febbraio al Teatro San Marco si svolgerà la serata conclusiva con le 7 compagnie finaliste, 5 delle quali venete. Un ventaglio interessante di proposte che va dalla tragedia greca alla drammaturgia moderna, con un'immancabile presenza del dialetto. Meno però rispetto al passato, le 254 compagnie amatoriali che fanno capo alla federazione regionale hanno ormai abbandonato lo stereotipo della produzione vernacolare, mentre abbondano le messe in scena di testi italiani ed europei. Liberi insomma da pressioni contrattuali, questi dilettanti del palcoscenico possono dedicarsi alla ricerca, a nuovi autori e a strade meno battute. Tra sale parrocchiali, capannoni o minuscoli teatrini, in Veneto le rassegne amatoriali sono almeno un centinaio e richiamano 1,5 milioni di spettatori l'anno. Tra gli spettacoli di questo fine settimana vi segnaliamo I Broccon e Aguera, commedia scritta da Aldo Durante, metà in dialetto e metà in italiano burocratese. A portarla in scena al Teatro Barbazza di Spinea sarà la compagnia Rinascita Trevigiana di Paese, domenica 27 gennaio alle 15:30. Come sempre allo spettacolo viene abbinata una mostra, dedicata in questo caso al giovane artista veneziano Cristiano Vettore. Al pubblico, sempre numerosissimo, piace molto il fatto di votare e magari far vincere i propri beniamini, attori o pittori che siano.
Ed è tutto pronto a Venezia per il primo weekend del Carnevale 2013 che si aprirà nel segno dell'acqua. Sabato alle 18 nel canale di Canareggio si svolgerà l'atteso corteo acqueo di macchine sceniche provenienti dalla Francia. Sarà una visione da sogno fatta di fuoco e acqua. Seguirà un concerto di Dixie Jazz. Domenica parata in Canal Grande con le caorline addobbate nel segno del bestiario veneziano, pantegane, gabbiani e pesci, e a mezzogiorno mani e bevi per tutti. E poi un'altra notizia che riguarda sempre il Carnevale, però c'è una polemica animalista. A pochi giorni dall'inizio del Carnevale scoppia la polemica per la scelta dell'immagine simbolo di questa edizione, un quadro di Pietro Longhi raffigurante un rinoceronte col corno tagliato. Gli animalisti veneziani protestano contro tale raffigurazione considerata violenta e diseducativa e ne chiedono l'immediata rimozione. In caso contrario scatteranno ampie mobilitazioni, così hanno annunciato. E ora la rubrica Lo Zoom del Gazzettino. Sono andata negli studi di Radio Venezia per analizzare assieme con Tiziano Graziottin le notizie della settimana. Siamo negli studi di Radio Venezia e accanto a me c'è Tiziano Graziottin per la rubrica Lo Zoom del Gazzettino. Allora, ciao Tiziano. Ben ritrovati. Allora, senti, insomma, questa settimana sono state consegnate le liste in Corte d'Appello e quindi, insomma, si è parlato, la campagna elettorale è entrata nel vivo. Quali sono i candidati, quelli blindati che sicuramente andranno a Roma? Ma prima farei un passo indietro per dire che comunque è una composizione delle liste con molte polemiche, Sì. Polemiche nella Lega, durissime, polemiche nel PDL che sembra un vulcano in continua ebollizione con rappresentanti un po' sparpagliati in diverse liste e insomma un grande fermento. Sì. Candidati blindati in realtà non ce ne sono tantissimi, mi viene in mente sicuramente Michele Mognato del PD, mi viene in mente Prattaviera della Lega, ovviamente Brunetta, ma proprio su Brunetta, sul ex ministro del governo Berlusconi c'è stata grande polemica da parte proprio dei veneziani, diciamo, e altri, c'è ad esempio anche dei grillini, c'è la Spessotto, capolista, che è sicuramente probabilmente candidata a entrare. Diciamo, ecco, le situazioni sono molto frastagliate perché poi ad esempio proprio nel PDL c'è Zuin che probabilmente entrerà ma non è sicuro proprio il 100%, e varie situazioni di questo tipo. Di tutto questo noi sul Gazzettino di domani andremo a fare un po' un borsino, diciamo, andando a dire proprio quali candidati sono, come hai detto giustamente, blindati e possono sperare di entrare proprio in Parlamento, e quali invece il biglietto per Roma faranno bene a prenderlo solo all'ultimo momento. Ecco, va detto che appunto, come dicevi tu, mentre nel PD tutto sommato la situazione è piuttosto pacifica, almeno così apparentemente, invece non solo nel PDL ma anche nella Lega, anzi addirittura c'è una lotta all'ultimo coltello soprattutto nella Lega, no? Beh, diciamo che è stata l'occasione per far esplodere il dissidio, se non proprio addirittura la guerra, tra i maroniani e i bossiani, e a livello veneziano possiamo dire sicuramente che fa scalpore che un deputato uscente come Corrado Collegari sia messo addirittura al 12° posto, quindi completamente tagliato fuori, e nel suo caso non c'è nemmeno la valutazione che avesse fatto 2 mandati, perché ne ha fatto solo 1, quindi insomma situazioni di questo tipo ce ne sono sicuramente tante, ma personaggi eccellenti che rischiano o che probabilmente staranno fuori ce ne sono anche nel PD. Certo. Penso a Stradiotto, un deputato che aveva fatto a mio avviso molto bene e che purtroppo mi pare che difficilmente potrà entrare. E staremo a vedere se poi questi faranno campagna elettorale, perché c'è anche questa rappresaglia, no? Hanno minacciato tutti, quelli esclusi, allora io non mi do da fare, insomma è anche umano, è anche comprensibile da un certo punto di vista, no? Vabbè. Senti, altra notizia, gli anziani nel mirino, no? Direi che in questa settimana ci sono stati molti casi di anziani, poverini, vittime della microcriminalità, perché sono i soggetti più deboli e più facili da aggredire. Sì, microcriminalità, ma anche macro purtroppo, perché abbiamo avuto molti casi di borseggi nei bus di Mestre, addirittura sono stati trovati diversi taccuini a Mogliano, quindi si sospetta
una sorta di pendolarismo di questi borseggiatori, ma ci sono stati anche casi proprio molto, molto gravi. Pensiamo alla signora di 90 che si è trovata i banditi in casa che l'hanno minacciata, pensiamo addirittura all'altra anziana di Jesolo, in questo caso è stata aspettata mentre stava rientrando in casa, l'hanno portata dentro e a quel punto addirittura con una colluttazione piuttosto violenta, tanto è vero che si è fratturata questa donna. Insomma, come dicevi, gli anziani sono sempre più nel mirino, pensiamo anche alle truffe, e io credo che insomma il nostro dovere è anche dire alle persone non anziane: cercate insomma di dare una mano quando vedete delle situazioni che chiaramente sono equivoche. A volte basta interessarsi, dire: signora, c'è qualcosa, c'è qualche problema, perché credo sia un bene, insomma tutti diventeremo anziani, quindi proprio disinteressarsi al destino di persone in difficoltà credo sia una brutta cosa in sé. Va detto purtroppo che tra quelli che si propongono come benefattori, come samaritani, ci sono i famosi truffatori che proprio utilizzano proprio questo sistema: signora, la voglio aiutare, e poi invece è quello che succede, insomma, si sa. Senti, l'altra notizia insomma che ha suscitato sconcerto nel mondo giudiziario veneziano, l'arresto del magistrato, di un magistrato che adesso era a Roma per questioni sessuali, insomma una questione un po' così che ha suscitato, poi un magistrato importante insomma che ha condannato Maniero. Certo, Roberto Staffa è stato una persona di rilievo nella magistratura veneziana, perché ha gestito grandi processi, come hai detto, quello alla Mala del Brenta e a Riviere e a Maniero, ma anche il processo dei Serenissimi, insomma un magistrato, un giudice che pur essendo all'epoca molto giovane, poi in realtà aveva gestito delle situazioni processuali molto complesse. Era stato qui a Venezia arrivando da Trieste per diversi anni, quindi proprio per aver gestito questi processi aveva avuto anche grande visibilità e insomma adesso ce lo siamo ritrovati, no, in questa situazione molto equivoca a Roma. È stato addirittura arrestato perché ci sono dei filmati che lo inchiodano per alcuni rapporti sessuali che ha avuto con un trans, poi con una signora, il tutto per uno scambio, diciamo favori sessuali in cambio di protezione. Ovviamente tutto sarà poi adesso da accertare e da dimostrare, però insomma è una vicenda che sicuramente qui a Venezia ha fatto molto scalpore, proprio perché questo magistrato, ripeto, era assolutamente molto conosciuto. Va bene, senti, chiudiamo qui allora la rubrica di oggi. Grazie a tutti per averci seguito, ci rivediamo con Tiziano venerdì prossimo. Arrivederci. E ora le previsioni del meteo. Aria più fredda, in compenso il cielo è limpido e soleggiato. Sabato 26 gennaio, cielo sereno e soleggiato, buona visibilità, ventilato sulla costa, temperature in abbassamento con estese gelate notturne, mare da molto mosso a mosso. Domenica 27 gennaio, soleggiato fino al pomeriggio, poi nuvoloso, minime ancora in calo fino a -4, massime in risalita, mare da quasi calmo a poco mosso. Lunedì 28 gennaio, cielo coperto con possibili precipitazioni sparse anche nevose, minime in risalita, massime in discesa. Martedì 29 gennaio, nubi alternate a spazi di sereno, locali nebbie nelle ore più fredde, livelli in lieve diminuzione, compresi fra -1 e 2 gradi. La marea di sabato 26 gennaio è sostenuta, la massima alle 9,50 1 metro, la minima alle 16,30 0 centimetri. Bene, con questo era proprio tutto, grazie per averci seguito, per averci scelti, buon proseguimento, buona serata e buon fine settimana.